La prima tappa a Jesolo questa mattina presto per rendersi conto di una situazione ritornata quasi alla normalità, neppure 24 ore dopo il disastro. Non è così invece a Cavallino Treporti, tutto intorno è la devastazione e a balzare gli occhi è il grande rischio corso. Il presidente del Veneto Luca Zaia tra gli ospiti e il personale del campeggio mediterraneo, il più colpito del litorale. In sottofondo il rumore delle motoseghe, stradine e viali sono stati quasi del tutto liberati, molte le auto e le roulotte ancora imprigionate da tronchi e rami. Quattro chiacchiere con chi ha vissuto quei minuti di terrore e si riesce anche a scherzare. Non ho nella piazzola la roulotte perché sta cadendo giù, c'è la pianta lì. Adesso Se no non l'accettiamo a Pontida. Si cerca di sdrammatizzare, ma qui ieri centinaia di persone hanno rischiato la vita. Devastazione totale, una tromba d'aria che ha interessato gran parte del litorale veneto, ha colpito nel cuore, fra l'altro, della nostra economia, perché il turismo è la prima industria in Veneto con 17 miliardi di fatturato e 65 milioni di presenze. Colpisce il cuore nel cuore, che è il nostro biglietto da visita, che è questa realtà del campeggio open air, che è la più grande a livello europeo, che è quella di Cavallino Treporti. Per fortuna non abbiamo avuto morti, abbiamo avuto una cinquantina di feriti, 3 ancora gravi, tra i quali anche una signora che era qui sotto in una tenda di rianimazione, però non in pericolo di vita. I comuni colpiti ora chiederanno aiuto alla regione. Una stima dei danni è già possibile? Milioni di euro e io ho decretato subito lo stato d'emergenza già ieri sera, ma qui siamo davanti a milioni di euro e non è uno stato d'emergenza regionale ma è nazionale. Capitato al culmine della stagione turistica, pochi giorni dopo il dramma di Cortina. Come ci si rialza? Con il DNA che hanno i veneti, che è quello di pulire, di far pulizia, noi ce l'abbiamo nella testa, no? L'ordine, no? Il ripristinare l'ordine delle cose. E voglio venire tra qualche giorno e vedrete che rivedremo queste zone tutte ripulite, ma daremo anche un bel segnale, no? Però il che non vuol dire che non abbiamo avuto i danni, quindi i danni vanno ristorati. Da Cavallino Treporti a Rosolina, in provincia di Rovigo, in elicottero. Il disastro visto questa volta dall'alto, un territorio ancora una volta ferito.